Rassegna stampa. C'è nessuno? Pronto? Ma sei sicuro che dobbiamo cominciare? Secondo me non c'è nessuno che ci ascolta. Ah, Franci, che facciamo? Vabbè che oggi è il tuo giorno e ce ne andiamo. Allora, facciamo così. Se non ricevo almeno il WhatsApp del buongiorno entro 20 secondi, ce ne andiamo di là e ci facciamo un caffettino. Tanto oggi dormono tutti. Non c'è in giro un cane, ma neanche i tir. Uno dice un po' di traffico e dormono pure i camionisti. Che sono le robe misteriose sta cose qua, eh. Cioè, quasi quasi ci manca il traffico perché ci sentiamo i due deficienti, Sammy Varin e Francesco in regia, che cioè siamo solo noi. C'è nessuno? Cioè, guarda se c'è qualcuno che mi scrive, zero? E io mi alzo e vado via, scusa. Cosa faccio una rassegna stampa per me stesso? No, non è pensabile. Assolutamente. Mi metto in sciopero. Ma oh, porco cane, è arrivato il WhatsApp, l'ho detto io. 2, 3, 4, 5. Vabbè, come non detto, buongiorno, buon Natale, buone feste, buongiorno, anche oggi ti ascolto. Oh, cavolo, allora dobbiamo fare la rassegna stampa, Francesco. Io pensavo di far finire. Buongiorno Sammy e Lorenzo. E Lorenzo poi arriva più tardi e lo facciamo venire lo stesso, Francesco. Che regia, incredibile. Grazie Stefano, grazie. Ci siamo. Buongiorno e buon Natale. Vi ho svegliati tutti quanti, ragazzi. Sveglia, giù dalle brande. Santa pazienza. E d'altronde, sai, è un mestiere strano quello della radio, perché tu sei qua, parli in un microfono, questo, e non sai chi c'è dall'altra parte. Cioè, voi addirittura potete anche vedermi, se avete il televisore collegato ad internet, schiacciate 252 e salta fuori il faccione di Sammy Varinone. Ma io non so se siete lì, che fate? Siete sotto le coperte, state facendo colazione, pucciate il biscotto, addirittura siete già usciti di casa perché ci sono da fare le ultime compere. Le ultime compere adesso. Cosa trovate? Cosa trovate in giro? Nulla. Buon Natale, grazie a signora che ci scrive. E chi è questo che ci manda la fotografia? Il gatto, anche il gatto, ma buongiorno. E c'è anche un audio, senti l'audio sul cursore. Chi è questo? E allora Sammy Varin, è più sveglio di me questo. Sammy Varin, torniamo al passato. Lo sveglione che fa drin hai capito che bene. viene fa. Hai capito? Atalanta, buon Natale Atalanta. Cioè, capisci che io poi li aizzo, no? Me ne vado a cercare poi, perché poi uno dietro l'altro adesso continuano ad arrivare. Continuate pure, che io non faccio la rassegna stampa, mando in onda i vostri WhatsApp. Buongiorno da Sammy Varin, stavo dicendo 340 6709 659 il numero per i vostri WhatsApp, l'avete capito, è quella che facciamo noi, una rassegna stampa un po' atipica, ecco, per dirla in modo gentile, cioè leggiamo un po' di titoli, un po' di approfondimenti, ma soprattutto vi portiamo dentro in trasmissione, perché penso che davvero che oggigiorno ci sia bisogno di stare vicini, di fare squadra, di sapere dove ci porta la, speriamo, buona politica. Tanti auguri, buona vigilia, grazie di tutti i messaggini, ma soprattutto caramente cerchiamo di goderci queste ore del Natale, cercando di pensare alle cose belle, che non è semplice, non è per niente facile. Oggi sui quotidiani ci sono comunque belle notizie, e peccato che aprendo l'agenzia ANSA, che ansia ragazzi, c'è la notizia ultim'ora: Israele estende lo stato d'emergenza a dicembre 2025, cioè ancora un anno, capito? E lo sapete, lo stato di emergenza consente al gabinetto di emanare regolamenti che scavalcano la legislazione della Knesset, quindi di fare il ben amato cavolo che vogliono sul fronte della guerra. E se io apro invece Repubblica,
Altre notizione, nel giorno in cui si aprirà la Porta Santa, terrorismo islamico, arrestati 5 uomini che promuovevano Al-Qaeda e ISIS. E subito dopo finiscono fuori strada, l'auto prende fuoco, 2 ragazze muoiono in provincia di Catanzaro. Queste le notizie della notte che troviamo sulle agenzie, in modo particolare su Repubblica, mentre il sito del Corriere apre con la Cisgiordania: irruzione dell'esercito israeliano nei campi profughi, scontri. Ma noi ci tuffiamo subito sui quotidiani e oggi voglio partire dal quotidiano Il Tempo, perché effettivamente oggi è il giorno di Francesco, il nostro regista prima di tutto, ma poi in fondo c'è anche il Papa, in fondo, Via il grande giubileo 2025 nel mondo infiammato da guerre e fanatismo, Roma diventa capitale della cristianità. Oggi il Papa apre la Porta Santa di San Pietro, sale l'allarme terrorismo dopo Magdeburgo e appunto abbiamo visto che ne hanno arrestati un pochetto, migliaia di agenti e tiratori scelti nella zona rossa, sanità rafforzata per i pellegrini. La copertina bellissima oggi del quotidiano Il Tempo dice Forza Francesco, e c'è il tempo di Osho con la vignetta tutti a bocca aperta per Piazza Pia, Gualtieri e Meloni, amici per un giorno, con Gualtieri, sindaco di Roma, che dice ma state a vedere che capolavoro, e Salvini che dice ma secondo me invece del sottopasso era meglio fa un ponte. La fotografia di tutti quanti insieme, destra e sinistra, per festeggiare un lavoro, speriamo fatto bene, ma soprattutto un lavoro fatto, e non è proprio di tutti i giorni, in quel di Roma. In prima pagina sul quotidiano Il Tempo, l'editoriale di Tommaso Cerno: a Natale siamo tutti più fessi. Tommaso Cerno scrive: non c'è bastato nemmeno l'islamista sciita lanciato a bomba contro una folla di innocenti in un mercatino di Natale per unirci, almeno nel silenzio di chi prende atto che nelle democrazie qualcosa non va. Dobbiamo litigare per forza perfino su un terrorista che uccide innocenti e ferisce bambini. A Fibiagli una storia politica liberale occidentale che né gli appartiene né avrebbe potuto appartenergli mai. Oggi a Roma Papa Francesco aprirà la prima Porta Santa, quella di San Pietro, e la nostra città diventerà per 1 anno e 12 giorni, come da tradizione cattolica, la capitale mondiale della cristianità. Ho fatto il chierichetto e il boy scout, poi ho smesso di credere in Dio, salvo qualche rigurgito quando mi comoda, ma sento il 2025 come il grande momento della verità interiore di chi vive questa parte del mondo. Allarme e terrorismo a parte, dobbiamo capire che se siamo davvero in grado di essere la democrazia più aperta della storia dell'uomo, senza che questo vada a scapito del nostro buonsenso, della sicurezza e della logica, altrimenti cambiamo il proverbio: a Natale siamo tutti più fessi. E naturalmente un saluto a Tommaso Cerno, sempre bello tosto, ai credenti e ai non credenti. Personalmente io vado avanti a credere e ci mancherebbe altro, anche se molte volte ci chiediamo veramente se c'è qualcuno che ci guarda da lassù. Sì, abbiamo evocato più volte gli angeli custodi, e gli angeli custodi abbiamo anche ospitato un artista qualche settimana fa che ha fatto una canzone sugli angeli custodi. A volte senti di più la loro presenza. Che ne pensate? Ogni tanto lo sentite l'angelo custode che vi punzecchia un attimino? 340 67 09 659. Beh, insomma, questa è la notte di Natale, quella che si avvicina, la notte più magica dell'anno, e con qualcuno bisogna pur conversare. E qui naturalmente un abbraccio a tutti coloro che questa sera e questa notte saranno da soli, anche se, come vi dicevo, soli mi sa che non lo siete. Guardate, sulla spalla destra, non si sa mai. Ogni 25 anni il percorso verso la salvezza di Francesco Capozza, siamo sempre sul Tempo, e poi Padre Boldrin,
a Rebibbia rinasca la speranza. Ma sul quotidiano Il Tempo di Roma naturalmente anche il dramma a Colli Aniene, il vento, l'albero, poi la tragedia, madre travolta al parco davanti ai figli, la vittima era seduta su una panchina, l'amica è finita in rianimazione. Vi faccio vedere soltanto la pagina all'interno del quotidiano Il Tempo per farvi vedere che carina l'impaginazione, guarda che bello, il giorno di Francesco, con l'apertura della Porta Santa a San Pietro, inizia stasera il Giubileo della Speranza, attesi 32 milioni di pellegrini, chi si pente potrà ottenere l'indulgenza. Che pacchia, ragazzi! Il Papa, perdonare non cancella il passato, ma permette di cambiare il futuro. Un'applicazione per trovare i luoghi santi. Oggi, chiaramente, se lo trovate in edicola, il quotidiano Il Tempo è davvero da comprare, anche perché, insomma, è una giornata storica quella di quest'oggi. 340 6709 659, il numero per i nostri e vostri WhatsApp, i WhatsApp di Natale con gli auguri certamente, ma anche con le vostre meditazioni natalizie. Che cosa chiedere a Gesù Bambino questa notte e soprattutto che cosa chiedere alla politica, visto che la nostra radio è un trade union molto potente verso la politica, speriamo buona politica. Cosa chiedete ai politici in questo Natale? Repubblica già lo sa e titola questa mattina il Giubileo per la pace. Stasera Papa Francesco darà il via all'anno santo con l'apertura della porta della Basilica di San Pietro. Meloni a Gualtieri sui lavori nella capitale. Bene questo metodo di collaborazione. Piccolo miracolo civile, questo è un titolo bello bello, soprattutto vedere destra e sinistra insieme per un piccolo miracolo civile. Intanto il governo va avanti sull'Albania, cultura, dimezzato il decreto. Siamo naturalmente su Repubblica e anche qui la notizia da Roma con Francesca schiacciata da un albero. Francesca Ianni, 45 anni, era a Roma per le vacanze e a destra l'albero caduto. Andiamo avanti con altre titolazioni e all'interno di Repubblica la foto che, insomma, adesso non possiamo dire storica, non esageriamo, però dai, guarda un po' lì, guardali lì, il sindaco di Roma, la Meloni, Salvini, con belle facce, non sembrano molto convinti di inaugurare qualcosa, però il racconto parla dell'inedita alleanza tra destra e sinistra per rilanciare Roma. Francesco Bei lo chiama un miracolo civile. Ma non si vede, ma dietro questi tre c'è Tony F che gli fa le corna, l'ho visto benissimo, e vabbè, Tony F che farà il suo concertino, che è 10 euro a testa, che cavolo, ci andavo anch'io, se ero in zona, 5 minuti di Tony F chiaramente bastano e avanzano, sinceramente poi esco dal concerto di Tony F e vado ad ascoltare gli Earth, Wind and Fire. Ci saranno confermati, visto che Tony F diceva le parolacce, le brutte parole, e gli Earth, Wind and Fire con la PFM poi. C'è una figata incredibile e l'hanno montata come una cosa proprio, ma da barboni, da straccioni. Ragazzi, la storia della musica. Io non posso che fargli complimenti per la scelta, seconda scelta, ma chiama la seconda scelta, ragazzi miei. Oh. Che ne pensate? No, perché magari siete fan di Tony F davvero. 340 6709 659. Scrivetemi. Ci resto su Repubblica ci resto perché sapete, sono quei quotidiani che appiccicano, no? E devo restarci comunque per dovere di cronaca, perché a pagina 27 c'è una notizia che non possiamo non dare perché è gravissima, anche se riguarda una città amministrata dalla Lega e Repubblica lo mette subito in chiaro. Morto il giovane aggredito a Treviso dal branco dei
minorenni. Ragazzi, non ribellatevi, perché fuori dalla famiglia c'è la morte. Prima di fare certe cose pensate che là fuori c'è un mostro che vi aspetta. Monica non si dà pace. Dopo 11 giorni trascorsi ad accarezzare e baciare suo figlio in terapia intensiva, si è dovuta rassegnare. Francesco Favaretto è morto a 22 anni per una storia di droga. Prima picchiato, poi accoltellato e infine sgozzato con un coccio di bottiglia. Aggredito in un parcheggio pubblico di Treviso, tra le auto in sosta dei turisti accorsi per lo shopping di Natale. La polizia ha arrestato i 3 che l'hanno ammazzato e sono tutti più giovani di lui. È il dramma sociale e generazionale che nessuno è stato in grado di vedere in questa città di benestanti amministrata dalla Lega. E qua mi fermo, chiaramente ci becchiamo lo schiaffo, però ricordiamolo, insomma, la guerra alla droga non deve avere fronti destra, sinistra, e purtroppo io vedo troppi fronti su questo fronte, vogliono continuare a drogarsi, si incazzano perché gli mettiamo regole che se ti droghi non lo devi più toccare quel volante, e vabbè, e allora andiamo avanti a drogarci, andiamo avanti ad ammazzarci per tante cazzate alla fine, e certo, e quello si era nascosto la droga nelle mutande, non le tirava fuori questi panettini e alla fine lo hanno ammazzato. Su Repubblica si cambia completamente argomento, sto passando di palo in frasca, cerco di essere leggero, però qui è interessante perché comunque ci siamo passati tutti quanti. A pagina 33 Repubblica scrive: stop alle false recensioni su hotel e ristoranti, l'anonimato sarà vietato. Beh, ragazzi, ormai abbiamo imparato tutti quanti andare in vacanza o prenotare un qualcosa e si guardano le recensioni, ma anche su un prodotto, prima di comprarlo guardiamo le recensioni, su Google è abbastanza facile. Beh, stretta sulle false recensioni online che i ristoratori e gli albergatori chiedono da tempo. Adesso potrebbe diventare legge, e per lanciare giudizi velenosi, vi è capitato di leggere, cioè volete andare in vacanza in un posto, andate, cliccate e ne scrivono di cotte e di crude o strali di stima per una cena, a volte veramente un complimento dietro l'altro che ti sembra strano, una roba che costa così poco, tutti sti complimenti, una camera d'albergo o un'attrazione turistica. Beh, insomma, per scrivere bisognerà registrare sui siti la propria identità. Se volete scrivere il vostro parere dovrete essere registrati. La stretta sarà presto legge, le nuove norme al vaglio del Consiglio dei Ministri. Chiaramente si troverà il sistema per aggirare anche questo, vai tranquillo, però almeno ci proviamo. Il quotidiano La Stampa, anche qua signori, edizione speciale, controcopertina del quotidiano La Stampa, guarda che bella, un anno negli occhi, e naturalmente le più belle foto di questo anno 2024 che ci sta per lasciare. 12 foto raccontano i momenti simbolo del 2024. C'è anche la Meloni che bacia Musk, addirittura un momento simbolo, non c'era niente di meglio, vabbè. Andiamo nella copertina normale, siamo sul quotidiano La Stampa e il titolo principale è questo: l'Unione Europea vuole i centri in Albania. Lo vuole l'Europa, il vertice tra Presidente del Consiglio e ministri, manovra, opposizioni all'attacco, umiliato il Parlamento. C'è l'accordo con l'Unione Europea e la Cassazione ci dà ragione. Da gennaio ripartiamo con i trasferimenti in Albania. Ora che la competenza sui trasferimenti passa alle corti d'appello, le cose miglioreranno. Al vertice a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni non trattiene la soddisfazione per la soluzione innovativa, e Alessandra Ghisleri quasi gli fa i complimenti. La sondaggista dice: dietro Meloni e Schlein c'è il vuoto dei partiti. In poche parole, ci sono solo loro due, dietro non succede assolutamente nulla. Ma no, c'è Casini che parla e che dice propaganda
come le ronde leghiste, cioè praticamente parlando dei centri in Albania dice che sono propaganda come le ronde. Vi ricordate le ronde che voleva fare, e qualcuna ne ha fatta la Lega, e ci hanno dato subito dei razzisti, dei fascisti, non le hanno mai fatte, dice Casini, col cavolo, le hanno fatte, il problema è che non si potevano più chiamare ronde, questa è la cosa vergognosa, ancora adesso si chiama controllo del vicinato, che suona così bene, e altri nomignoli ancora, ma non chiamiamole ronde, altrimenti si fa pubblicità alla Lega, che è stata la prima che ha avuto quest'idea. Zitti e mosca. Sul quotidiano La Stampa c'è anche il retroscena a proposito di Matteo Salvini e del suo sogno di tornare ministro dell'interno. La premier Salvini: scordati il rimpasto. Pare che la premier, prima che iniziasse il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, abbia chiesto di parlare per qualche minuto con Salvini, solo loro due faccia a faccia, e nel suo studio abbia ribadito il concetto: Matteo, non ho intenzione di fare alcun rimpasto né di spostare Piantedosi dal Ministero dell'Interno, non ora né tra qualche mese. Questo è il retroscena, chiaramente secondo quegli appiccicosi del quotidiano La Stampa. Per fortuna sulla Stampa c'è anche Stati Uniti. Per me esistono solo uomo e donna. La svolta di Trump contro il gender. Ma come? Mica non esisteva il gender. Trump ha promesso di porre immediatamente fine alla follia transgender e di riconoscere soli due generi, maschile e femminile. Azzolina, adesso che avevano costruito tutti i bagni gender, che avevano messo anche gli assorbenti nei bagni dell'uomo, che facciamo? E andiamo avanti a usarli, che ci piace, giochiamo un po' con gli assorbenti. Santa pazienza, però io non resisto, è più forte di me. Fermatevi, vado all'interno del quotidiano La Stampa. Mamma mia, che paura! Oh, migranti in Albania, il governo tira dritto, c'è l'accordo con l'Unione Europea. Attenzione, perché poi di spalla c'è Marcello Sorgi. Devo prendere fiato. Si intitola il suo taccuino oggi La corsa per arginare il capitano. Cioè, capite una cosa, vogliamo bene alla Meloni, l'abbiamo intervistata tante volte, siamo in squadra e ci piace moltissimo, questa cosa sta funzionando. Però capisci che qui non si vuole far ritornare la Lega a fare la Lega, e siamo capaci di fare le strade, i ponti, facciamo tante cose che poi non vengono citate, si parla solo del ponte laggiù, le altre lavorazioni importanti che stiamo facendo in tutta Italia non vengono citate. Però la Lega fa la Lega quando si parla di sicurezza, signori, e non ce lo lasciano fare. Chissà come mai, perché è più bravo Piantedosi. Mi date un vostro parere, per favore, con tutto rispetto chiaramente per Piantedosi. Matteo Salvini, ministro dell'Interno, che ne pensate? È un rimpastino. Mia nonna lo chiamava pastino, il cerotto, no? Metti su un pastino, Samuele. 340 6709 659 per i nuovi ascoltatori, quelli della vigilia di Natale a casa, che vi annoiate col cavolo, c'è da fare. Che casino in casa Varin, ragazzi, ieri non vi dico. In mancanza d'altro sono arrivate anche le amiche della Tabata. Oh, ragazzi miei, eravamo lì che spostavamo mobili, aspiravamo. Ho aspirato un paio di ragazze, non so dove siano finite, però va bene, no? È giusto, cosa fai? Le lasci fuori, ma cosa fanno? L'antivigilia di Natale, i ragazzi, fuori fa freddo, tutti a casa Varin. Era così, anche quando ero piccolino da me c'era sempre gente. Quindi è una tradizione. Stavo dicendo qualcosa, non mi ricordo più, sicuramente era un qualcosa di trascurabile. No, vi chiedevo un parere sul fatto di Matteo Salvini che torni a fare il ministro dell'Interno. Cari amici della vigilia,
questa è una rassegna stampa, ve lo preciso, ma è una rassegna stampa dove tra 5 minuti io leggo i vostri WhatsApp, e se per qualche motivo poi vi siete stufati, scocciati di me, mi spegnete, io torno a rileggerli questa sera dalle 20 alle 21, c'è la replica della rassegna stampa, per cui è anche carino, se mi scrivete qualche cosa di originale lo sentite in tutta Italia. 340 67 09 659. Comunque, migranti in Albania, sappiate, il governo tira dritto, c'è l'accordo con l'Unione Europea. È un progetto inumano, inefficace, dispendioso e privo di risultati, mentre si taglia la sanità. Chiaramente non è la Meloni che dice questo, ma è la Schlein. La Meloni dice: la Cassazione ci dà ragione, ora la competenza passerà alle corti d'appello e le cose miglioreranno. Ma la doccia fredda arriva un po' più in basso con l'intervista a Pier Ferdinando Casini. Centri all'estero solo una bandiera, come furono le ronde padane. Ma come ti permetti? Il caso Salvini prova che i magistrati non sono un corpo marcio. Ma come ti permetti? Veramente, questa cosa delle ronde padane, cioè, erano una roba che funzionava e funziona, semplicemente voi, ben pensanti al caviale, compreso Casini, non volevate sentire scrivere ronde padane, e neanche ronde, perché comunque l'aveva coniato la Lega, o ricordava un momento della storia, e gnignero, e allora niente ronde. Se facciamo le ronde, che erano passeggiate in paese, con gente che aveva in mano una pila e un walkie-talkie o un telefonino, e no, non va bene. Ben pensanti DM, schifo, ma va bene a Casini, vogliamo bene, si fa eleggere col PD a Bologna e poi si mette neutrale, no? Perché giustamente è uno di quelli che può essere neutrale, nessuno gli dice niente, non si può essere neutrale, caro Casini, lo dice anche Trump, guarda qua, solo uomo e donna, basta con la follia gender e ci riprenderemo pure Panama. Il tycoon mette in chiaro come sarà la sua leadership e inizia la guerra trasversale con la Cina. Respinte le allusioni su Musk, non ho ceduto la presidenza Elon. Pressing per uscire dall'OMS. Wow! Metterò fine alle mutilazioni sessuali sui minori. Terremo gli uomini fuori dagli sport femminili. Diciamo che se fate un giro quest'oggi in edicola, acquistate il quotidiano La Stampa, lo so, è una cosa pericolosa per uno che vota Lega o centrodestra, però insomma pensate con che faccia questi poveri giornalisti di sinistra hanno dovuto scrivere queste cose, parlare di gender, la follia gender, quando loro è da 10 anni che dicono no, il gender non esiste il gender. Santa pazienza, cosa ne pensate? 340 6709 659, aspetto tanti WhatsApp, ve li leggo tra 5 minuti e poi ancora, se questa mattina siete lì che giustamente state preparando la tavola per questa sera, perché sono quelli che fanno il cenone stasera, ragazzi, io stasera pane pesit, ma poi vengono tutti, che novità, a casa mia, anzi se c'è qualcuno che mi ascolta che vuol passare da Cassano Magnago, la patria della Lega in provincia di Varese, venite, citofonate Varin, la porta è sempre aperta, pure questa, è vero, E io vi leggo Avvenire, dai, in 2 minuti ce la faccio, certo, perché il Natale apre la porta a un anno di speranza. Lo so, il termine speranza non ci piace, ma dobbiamo davvero essere positivi verso il futuro. Inizia il Giubileo 2025, stasera le celebrazioni della Natività e giovedì l'apertura nel carcere di Rebibbia. Inaugurate le prime opere a Roma. Questo è il titolo principale del quotidiano Avvenire, che però mette in prima pagina una foto bellissima e bruttissima allo stesso tempo, un falò tra le macerie di Gaza City, distrutta
dai bombardamenti. Subito sotto, avanti sui centri in Albania, ma anche azzardo, salta la pubblicità. Blitz scongiurato sulle scommesse, si insiste sui CPR fuori dai confini. Questa è la prima pagina del quotidiano Avvenire con l'editoriale di Ibrahim Faltas, alla ricerca della pace, la certezza del Natale, terra santa. Festa sarà se dentro il nostro cuore lo spirito del Natale terremo vivo con l'amore. Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. Noel, grazie. Fiammavelo, tira sul cursore che ci ha mandato anche un audio, la pianista Fiammavelo. Senti. Ciao a tutti voi ascoltatori di Radio Libertà. Ciao. Voglio mandarvi i miei migliori auguri per uno splendido Natale assieme alla mia musica, che spero vi porti gioia e allegria in queste feste. È vero. Un grande abbraccio, ciao. Grazie alla pianista Fiammavelo, e se volete creare un po' di atmosfera mentre preparate tutti i regalini, quelli della tombola, mamma mia, meno male che non ci sono oggi, vanno a comprare tutte le cosine della tombola, i miei, no? Per cui, ma avrò la casa piena di pacchettini, pacchettoni, perché gli piace a sti ragazzi che ormai c'hanno quasi 14 anni, aprirsi i pacchettini nella tombola e vedere le cavolate che ci si regala per la tombola, che sono sempre cose da pochi euro, anzi non si arriva neanche a quello. No, dicevo, Fiammavelo, pianista, e lei, ma anche molti altri, su YouTube hanno una bellissima compilation natalizia, per cui se cercate in questo caso Fiammavelo su YouTube, vedete che ci sono tante canzoncine per un bel sottofondo natalizio. Quando ha finito di parlare Sammy Varini in rassegna stampa, A proposito, buongiorno, le 8:02, sì, siamo in diretta, sì, ci sono i giornali anche quest'oggi, ma potrei non essere in diretta, nel senso che magari vado in onda anche domani o dopodomani, Natale, Santo Stefano, lo sapete, i quotidiani per qualche giorno non ci sono. Non piangete che tanto venerdì ritorno. Il ponte lo fa soltanto Matteo Salvini, quello vero. Noi siamo in onda, e grazie naturalmente a tutti coloro che apprezzano questa cosa. Grazie, ve lo dico solo una volta quest'oggi, perché non voglio essere uno che chiede sempre soldi, però grazie a tutti quelli che hanno scelto di aiutare Radio Libertà facendo il famoso bonifico da 5 euro, andando sul sito radiolibertà.net, cliccando sostienici, e poi con la carta di credito dire: "Wey, Sammy Varin,
Grazie per quello che fai ogni mattin, Sammy Varin ogni mattin, ti dono 5 euro. Poi, se gli euro sono 50, avete sbagliato che metterci uno zero, noi vi ringraziamo. Anche tramite conto corrente postale, grazie a tutti coloro che sostengono la radio più rivoluzionaria dell'etere attraverso il conto corrente postale 37 67 12 94 37 67 1294, tanti piccoli bonifici da 5 euro che fanno impazzire il nostro amministratore. Lo voglio rivedere la prossima settimana, la faccia che fa, è uno scherzo e non lo sa nessuno, lo sto facendo solo io questo appello e mi piace sta cosettina. Aspetto la notizia della chiusura dei porti ai clandestini da parte di Piantedosi, caro Marcello. Piantedosi e Piantedosi, è quello che ti dico, capisci? Se ci andasse un Salvini, è che sai, se ci andasse un Salvini e la Lega risalirebbe le quotazioni in maniera incredibile, cioè dal 4, 5, 6, 7, 8% si arriva al 30 come niente. È chiaro che questa cosa a qualcuno non piace, Tajani sta zitto e la Meloni giustamente difende anche il suo buon risultato, ci mancherebbe altro, gli è passato anche il raffreddore. Buongiorno e buon Natale a te famiglia, venerdì sono andata in posta, Zita, ti amo, grazie, siete tutti veramente gentilissimi, soprattutto se sganciate 5 euro. Buongiorno, lo hanno capito i musulmani che gli italiani sono fessi, perché non li accolgono nelle moschee invece di accoglierli nelle chiese. Vogliamo Matteo Salvini, ministro degli interni, Piantedosi sta in letargo come Mattarella, non lo vediamo e non lo sentiamo. Non è vero, tra poco vi leggo sul Corriere, mi pare che Salvini è andato a risvegliare Piantedosi e hanno fatto anche un bel colloquio. Stiamo scherzando naturalmente, cerchiamo di ridere in una giornata che per molti è triste, il Natale per molti è una tristezza, è un'atmosfera che non si riesce a ritrovare. Io l'ho detto, chi ha la fortuna di poter muoversi, andare a fare un giro in montagna, visitare quei mercatini di Natale o semplicemente guardarsi intorno le montagne intorno a te, molti di voi hanno questa fortuna, mi stanno proprio sbirciando dalle montagne e magari al contrario vorrebbero essere in centro a Milano con un casino della miseria anche e soprattutto la vigilia di Natale. Mazza, sono stato ieri all'Esselunga, ancora un po' e viaggiavano con i cutieddu, col coltello davanti al reparto dell'ortofrutta. Mamma mia, che poi ci sono ste vecchiette che vanno piano, nani, e uno che c'ha fretta, no, cerca di passare davanti, non ce la fai col carrello, ne vado contro la vecchia, scusi signora, naturalmente mi scuso con tutte le vecchiette all'ascolto, si scherza un pochettino. A proposito, l'Esselunga, che chiaramente è il nostro organo di riferimento per comprare cibo, oggi su tutti i quotidiani ha messo un paginone di auguri, ok? Non che volessi che facesse pubblicità su Radio Libertà, però niente, da giornalista io rimarco. C'è un WhatsApp audio, che facciamo Francesco? Lo sentiamo, ma sentiamocelo dai. Buongiorno, Sammy dalla Germania, io sono qui sempre che vi ascolto tramite... Meno male. Tramite telefono. Non sei andato ai mercatini, meno male. Sono molto contento di sentire ogni mattina la vostra rassegna stampa, vi auguro un Natale bellissimo e un anno nuovo, speriamo di risentirci presto. Io spero domani, non lo so se, ma domani sicuramente me la invento la rassegna stampa. Non ci sono i giornali domani, ma di sicuro la farete giovedì. No, neanche giovedì. No? Niente, venerdì. Speriamo di sì, venerdì. Giovedì e venerdì. Ecco. Dunque dai, adesso mi ero infambulato. Vi voglio salutare di nuovo, vi abbraccio tutti, buona giornata. Ciao. Grazie amico dalla Germania, e anche ancora quest'oggi si parla naturalmente dell'attentato che c'è stato ai mercatini di Natale. La Meloni è una rivista spietata. Ma no, ma perché? Lei
sa che Salvini al Viminale porterebbe via troppi voti al suo partito. È una donna troppo ambiziosa e questo è un male. Che ne pensate? Siete d'accordo? Oh, se è ambiziosa la Meloni, però gli riesce bene. 340 6709 659. Sai, noi comunque siamo in una coalizione, noi ti parlo da leghista celodurista con profumo dur. Senti, l'odore del profumo dur, squisito, ce l'ho ancora. È la coalizione di centrodestra. Chiaro che per me è Lega per sempre, quindi Lega al 39%. Siamo adesso scesi un pochettino perché è una girandola la politica, una giostra che gira, un po' come i dati d'ascolto delle radio private. Si premia, sì, quello che paga di più solitamente. No, in politica no, semplicemente è così. Gli italiani prima ti vogliono su in paradiso, poi ti vogliono nel fango, poi non ti vogliono più, e noi in questo momento siamo a metà strada, ma soprattutto stiamo lavorando. E questa è la cosa migliore, direi, lavorare, mettere il pepe in culo a chi non ha mai fatto un cazzo nella propria vita pagato dagli italiani. Questo è quello che sta facendo un certo Matteo Salvini, nel silenzio, chiaro, non può menarla ogni giorno. Adesso abbiamo fatto questa rotonda, adesso ci prova, però poi chiaramente ci sono altre notizie. Se Matteo Salvini fosse ministro dell'interno, ricordate la ruspa? Mamma mia, coi mafiosi. Tra poco ne parliamo, perché c'è il Corriere oggi che fa un bel articoletto su questo argomento. Buongiorno Sammy, una cosa originale. Avviso che stanotte nasce il re dell'universo nell'indifferenza quasi totale. Santo Natale. L'unico che salva, e non tutti, ma gli uomini e le donne di buona volontà. Bravo Mauro da Iseo. Mentre Mary sta facendo i crauti. Buongiorno. Crauti alle 8:10. Aspetta, la reminiscenza mi porta quando facevo a Monza il liceo scientifico Paolo Frisi. Sì, l'ho frequentato anche per qualche giorno e quando mancavano 10 minuti all'intervallo io chiedevo: prof, posso uscire? Uscivo e mi mettevo in coda. È capitato anche a voi? C'è qualcuno del Paolo Frisi? Mi mettevo in coda fuori dal bar perché alle 10 il bar apriva e gnam, faceva dei panini Wuster e Crauti. Roba dell'altro mondo. E lì a quel punto ti dimenticavi che nell'ora successiva la prof di matematica ti avrebbe interrogato e puntualmente avrebbe detto varin, cioè ancora Crauto che usciva dalla bocca, ok, Salvini si riprenda il ministro degli interni, il posto che gli compete per rilanciarsi, punti tutto su quello e si riprenda anche i voti che ha lasciato alla capo clown turista. Capo clown, chi è questa? Lasci perdere ferrovia e ponte della mafia, solo grane e fa incazzare i padani. Questi consigli dei nostri ascoltatori. Bella Livarin, passo stasera nella patria della Lega, però io da buon padano faccio il pranzo di Natale, la cena di Natale è più da Sud Italia. È vero comunque, è vero che Francesco se ne migra a Roma e si fa una magnata stasera, però sinceramente io ho provato a fare anche il cenone e non mi trovavo così male la notte di Natale a fare una bella mangiata e poi il giorno successivo di nuovo e a Santo Stefano ci sono tutti gli avanzi e vai avanti fino a domenica. Vabbè, a me dei gender non me ne frega niente, non perdetevi in queste battaglie. La non si capisce WhatsApp. La vera battaglia è Salvini al Ministero degli Interni, così si riprende pure i voti. Ok, ragazzi, ho capito che volete questa cosa, bisogna essere un po' più forti, però cosa facciamo? Facciamo una mozione in più, qualcosa, facciamo una pozione, qualcosa. Mi dispiace caro Sammy, non posso acquistare una copia dei giornalacci mainstream perché puzzano di zolfo satanico
bianco eppure scottano. Grandissimo Gio da Venezia. Almeno a Natale Casini potrebbe evitare di dire scontate scemenze, ma sono i democristiani, caro Marco. Lui, come qualcun altro, è a capo di Forza Italia. No, cosa dici mai? La Schlein invece potrebbe prepararsi per tentare di vincere il bando di concorso per la Befana dell'anno. No, Marco, non sono d'accordo. Guarda, a me piace, cioè fisicamente non vi piace la Meloni? Secondo me ha charme, ha fascino. Poi io non so se siete alto 1,90 m, è chiaro che con la Meloni c'è un po' di... Però, ma secondo me ha fascino. Cazzo avete tutti da guardare? Ho detto un'eresia. Matteo, anche se va al Viminale non cambia nulla. La Lega ha perso i voti appoggiando Draghi con le sue porcate. Ecco, basta, mi hai rovinato anche la vigilia di Natale. Basta, me ne vado, mi tuffo su un altro... voglio farmi del male, voglio farmi malissimo e vado sul Corriere della Sera, che poi non è tanto malaccio oggi, davvero, Sui migranti avanti con l'Unione Europea, via libera a carbone alle entrate, proroga degli aiuti per Kiev, PNRR all'Italia altri 8,7 miliardi, vertice sulla ripartenza dei centri in Albania, Schlein, piano fallimentare. Siamo sul Corriere. Un po' più in basso, l'intervista a Federica Pellegrini che si racconta gli amori, i successi, le paure. E qual è la frase più bella che la Pellegrini ha detto ad Aldo Cazzullo e ad Arianna Ravelli? Lo dico, non lo dico, lo dico, non lo dico, non ve lo dico, ve lo dico. Ho baciato una donna, sono di destra moderata. E questa è una notizia, ragazzi. C'è una che è di destra moderata, quindi chiaramente della Lega, ha baciato una donna. Lei donna, anche gran bella donna, ha baciato una donna. E allora... E Cazzullo per Cazzullo è una notizia. È bravo sto Cazzullo che tira fuori la notizia anche quando non c'è. Cosa c'è di strano? Al parco con i figli muore schiacciata da un albero, ma anche Oslo, i colleghi di Martina, così l'abbiamo salvata. Il padre, i medici dicono che ce la farà. La guerra in Ucraina, Zelensky, 3.000 vittime e feriti tra i soldati della Nord Corea. Questa è sempre la prima pagina del quotidiano Il Corriere. Musso per gli amici, chiaro che quando ti chiami Musso devi stare attento alla battuta. Massimo Gramellini, il suo caffè, se volete divertirvi, ma non fa per niente ridere. Poi vado all'interno, vado, la leader al capoleghista, ci sono paletti da rispettare, tu concentrati sul ponte. Sul ponte di... Ok, non devo cantare sul ponte di Bassano, noi ci daremo la mano. Ce n'era anche un'altra di canzone che faceva... vabbè, ve la cantiamo un'altra volta. È la vigilia di Natale. Dobbiamo metterci a cantare le sconcerie. Lo stop della Premier, ma su quell'opera avrai il mio appoggio. E uno dice, ah, grazie, vabbè, ok. Giro pagina, perché questo è niente. La pagina successiva, siamo sempre sul Corrierone, a pagina 5, e Salvini fa visita a Piantedosi. Questo posto mi è rimasto nel cuore. Ieri la firma di un protocollo proprio al Viminale. Tajani avanti così. Scusate, quando parlo italiani, no, proprio avanti così fino a fine legislatura. E guarda come sono contenti, Salvini e Piantedosi che non si baciano. Vabbè, anche quella, si è baciato una donna, non può baciare un uomo. No, il vice premier Matteo Salvini ieri ha firmato un protocollo con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il Ministero dell'Interno mi è rimasto nel cuore. Poi ancora, se un domani la sorte mi riportasse al Viminale, sarei una persona felice, ma sono contento di quello che sta facendo Piantedosi. Matteo Salvini a sera ritorna. Scusate. Sto piangendo. Però vabbè. Scusate,
perché se mi cadono le lacrime qui faccio un cortocircuito. Matteo Salvini a sera ritorna sulla querele che occupa il dibattito politico da 3 giorni. A Quarta Repubblica su Rete 4 il vice premier conferma che per ora sta bene al Ministero delle Infrastrutture, ma non può negare che la sua mente, o meglio il suo cuore, batte per altro. E poco importa se anche ieri mattina la premier Giorgia Meloni, usando il fioretto dialettico, ha invitato tutti, Salvini compreso, a non perdere tempo su questioni secondarie a danno dei risultati che si attendono gli italiani. E del resto sarà pure solo una coincidenza molto curiosa e fortunata, ma mentre la politica si arrovella nel dilemma tornerà o non tornerà, Salvini proprio ieri mattina ha rimesso piede al Viminale, fianco a fianco a Matteo Piantedosi, titolare di quel Ministero dell'Interno a cui il vice premier guarda con interesse mista a nostalgia. E qua mi fermo perché chiaramente, se siete curiosi, oggi il Corriere, che è anche bello grosso, potreste anche acquistarlo. L'intervista con Gasparri, il ministro dell'Interno sta facendo benissimo, giusto lasciarlo dov'è. Gasparri: Meloni è stata chiara, no a rimpasti. C'hanno una FIFA boia, ragazzi, di sto Salvini, La nota di Massimo Franco: il rilancio della Premier per arginare le polemiche. Tutto tranne Matteo Salvini al Viminale. Ma vi rendete conto? Mi dite il vostro parere? 340 6709 659. Come mai non vogliono Matteo Salvini al Viminale? 340 6709 659. Oggi il Corriere è proprio da comprare perché vi racconta anche tutta la storia, ragazzi. Roberto Gressi: in principio fu Maroni, poi arrivò il Papete, la passione leghista per il Viminale, l'eterna ambizione di Salvini e perché non c'è tornato. Un paginone fitto che racconta tutta la storia, fin dai tempi di Roberto Maroni, quando prestò giuramento da ministro dell'Interno l'11 maggio 1994 davanti al presidente della Repubblica Scalfaro e al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Che cosa è mai sfondare una banca a paragone di fondare una banca? Lasciamolo stare, Brecht, verrebbe da dire, se non fosse per la facile parafrasi. Perché mai dare l'assalto al palazzo d'inverno del Ministero dell'Interno, caposaldo dello Stato sul controllo del territorio, quando si può addirittura conquistarlo? Eccolo qui il senso della Lega per il Viminale, che mica nasce ieri, con il giovane cresciuto all'ombra di Umberto Bossi che risponde al nome di Matteo Salvini. Ben prima c'era Roberto Maroni. Fu lui il primo ministro dell'Interno non democristiano dell'Italia repubblicana e fu lui, dopo aver fatto passare una notte d'inferno a Bossi, che si schierò con il fondatore del Carroccio, che aveva deciso di affondare Silvio Berlusconi dopo una cena a base di sardine in scatola in compagnia di Massimo D'Alema e Rocco Buttiglione. Era stato lui che aveva passato le notti con Umberto e un secchio di vernice a tracciare scritte contro l'unità d'Italia e a favore del Nord. A loro intendere vilipeso e offeso da decenni, vero, di campagna sudista della Democrazia Cristiana, a salire sul colle che controlla i prefetti argine della nazione contro la secessione. Pareva fatta che la democrazia, tra tanti difetti, ha anche il pregio di conquistare alla causa anche più recalcitranti. Tra tanti timori, l'apparato del Viminale si era ricreduto perché Maroni, pur leghista e pur in qualche modo moderato antesignano dei decreti di sicurezza, mai sfregiò la tradizione repubblicana. Ma poi, dopo la caduta del governo, arrivò la svolta secessionista, con tanto di indagini sulla Guardia Nazionale Padana. Archeologia politica, inutile rivangare, ma la passione della Lega per il Viminale non è mai venuta meno. E venne il giorno, dopo la vittoria elettorale di due ragazzini terribili della politica italiana, Luigi Di Maio, alfiere di Beppe Grillo, e Matteo Salvini, che aveva risollevato la Lega costretta al 4% in cui l'aveva relegata Bossi. I due giovanotti si piacciono, ricordate il famoso bacio? Ce l'abbiamo ancora appeso nella vecchia radio di là. E Salvini potrebbe fare tutto tranne che il presidente del Consiglio. Danno quello che credono un bidone a Giuseppe Conte e lui che sceglie, manco a dirlo, il Viminale.
Ed è dalla tolda del Ministero dell'Interno che comincia a sparare su oppositori, alleati e futuri alleati, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che immagina destinati a un'obbedienza compiacente e subalterna. È una marcia trionfale che dura dal 1 giugno del 2018 al 5 settembre del 2019, quando è costretto alla resa dopo il delirio del papete. Ma che anno! È l'anno della ruspa, con lui se ne mette alla guida con tanto di elmetto bianco per abbattere la villa di Casamonica. Senti che musica, dice sentendo il vibrare del motore. Quando vedo una ruspa io mi emoziono, sono un demolitore e un costruttore, diceva Salvini. O quando si tuffa nella piscina di una villa sequestrata ai mafiosi. Inseguirò i delinquenti nelle case, nelle ville e nei negozi. È l'anno delle felpe, magari non più quella famosa con scritto basta euro o quella con l'effigie di Putin, mezzo del quale vale quanto 2 Mattarella. Ma quelle con la scritta delle regioni, delle città che attraversa, o quella con la scritta polizia, preludio alla gaffe del figlio che scorrazza sulla moto d'acqua delle forze dell'ordine, antipasto dello scivolone che portò alla crisi del primo governo Conte. Ma in mezzo c'è il trionfo alle europee con la Lega che conquista il 34%. Ci sono i selfie con migliaia di fan adoranti e soprattutto la battaglia contro i migranti, le navi dei soccorritori bloccate nei porti, fino allo sfondamento della pirata Carola Rackete, l'accusa di sequestro di persone e infine la trionfale assoluzione con lui che quasi era pronto ad affrontare una condanna per coltivare una rivalsa politica. E adesso si ricomincia. Giorgia Meloni non ne vuole sapere e si sa che se dice no, farle cambiare idea è impresa titanica. Ma quanto piacerebbe a Matteo Salvini rimettere piede al Viminale, ora a suo pensare provvisoriamente occupato dal suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi. Adesso che non ha più cascami con la giustizia, si chiede perché mai sia necessario perseverare nel lasciarlo in castigo, come avvenne alla nascita del governo Meloni. E certo, allora c'era la guida degli Stati Uniti Joe Biden che lo vedeva come il fumo negli occhi per la sua vicinanza con la Russia di Putin, e adesso c'è Donald Trump che avrà pieni poteri a gennaio e che Salvini, per primo nel centrodestra, ha avuto la lungimiranza di incensarlo prima che Kamala Harris tentasse una disperata e fallita rimonta. È probabile che quella porta, la porta del Viminale, per lui resterà chiusa. Giorgia Meloni non aveva allora e non ha oggi l'intenzione di permettergli il giochino che strinse nell'angolo Luigi Di Maio prima che Giuseppe Conte avesse momentaneamente la meglio con la complicità del PD. E forse anche Salvini non si torna. Dovrebbe saperlo, non si torna indietro. Un pasto che è stato di soddisfazione una volta, se ripetuto, può diventare indigesto. Ma chi l'ha detta sta cosa? Boh. Sempre che invece il progetto del ponte sullo stretto non traballi. E allora scendere dal ponte per tempo potrebbe essere una necessità. Questo è il bello articolo quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Complimenti a Roberto Gressi e naturalmente voglio il vostro parere, cari amici di centrodestra e non soltanto, lo so, all'ascolto di Radio Libertà. Inviatemi il vostro WhatsApp al 340 6709 659. Dopo le 9 apriamo anche le linee allo 0292947222. Tra un augurio e l'altro, chiaro, il vostro parere è sacro. Come è sacro certamente il Fatto Quotidiano, almeno nella prima pagina. Oltre non andiamo quasi mai. Guardate che bella la prima pagina del Fatto. Regali di Natale, più armi, meno indagini, treni fermi, disastri meloniani, soldi solo per la guerra. Crosetto, sia l'ultima volta. E si vedono Salvini, la Meloni e quest'altro chi è? Vestiti da Babbo Natale. Nordio? Gara Nordio-Salvini. L'uno vuole risarcire gli assolti, l'altro è inerte sui guasti delle ferrovie. Insomma, se volete sentir parlare un po' male del governo, oggi il Fatto Quotidiano è l'ideale. Pure la vigilia di Natale, incazzato, santa polenta. Andiamo sul giornale, va che meglio. Quanto abbiamo? 3 minuti? E allora
ancora faccio in tempo. Che governo sarà? Titola oggi il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Famiglia, Sud e tasse, il nuovo anno di Giorgia. Carbone nominato successore di Ruffini alle entrate. La Premier rilancia misure per natalità e meridione. In centropagina Nordio che studia la riforma, giustizia, il primo passo è il sorteggio del CSM. E ancora di spalla Luca Doninelli, l'anno santo, l'apertura del giubileo ci insegna a sperare. Capite l'importanza di sperare, speranza, a parte la battuta scritto minuscolo, però dobbiamo ricominciare a sperare. L'editoriale di Alessandro Sallusti dice buon Natale alla faccia loro. Ultime ore di vigilia, ultimi pacchetti, ultimi pensieri, perché da stasera si entra in quella magnifica terra di nessuno che sono i giorni tra Natale e Capodanno. Giorni di nessuno, nel senso di nessun altro al di fuori di chi vuoi tu, che di questi tempi è un vero lusso. A mettere in fila le parole che abbiamo ascoltato in centinaia di trasmissioni televisive, ha letto in migliaia di articoli, gli italiani a Natale, nel gergo si dice a mangiare il panettone, non avrebbero dovuto e potuto arrivarci, quantomeno non da uomini liberi, quantomeno non in tasca almeno quei 2 soldi necessari per comprare anche il più modesto dei regali. A parte l'invasione delle cavallette è stato pronosticato di tutto, bomba atomica compresa, e non per scherzare. Il massimo lo si è raggiunto a inizio dicembre, quando, non scherzi a parte, bensì Giovanni Floris ha mandato in onda sulla 7 la sua puntata capolavoro di giornalismo libero ed equidistante, un incredibile faccia a faccia tra la segretaria del PD Ellis Lane e la sua neodeputata europea, la giornalista indipendente Lucia Annunziata, che per mezz'ora hanno picchiato come dei fabbri o fabbre contro il governo, scambiandosi complimenti manco fossero in luna di miele. Vabbè, nel magico mondo virtuale dell'informazione è andata così, in quello reale non dico tanto, ma certo un po' meglio. Diciamo che ci siamo guadagnati il diritto al panettone e ad attraversare il lungo ponte di fine anno senza essere molestati ogni sera. Anche i video oppositori per fortuna si riposano da menagrami che avevano già dato per acquisita la condanna di Matteo Salvini per sequestro di persona, da catastrofisti che da luglio ci spiegavano come l'Italia meloniana sarebbe rimasta fuori dalla sala di comando dell'Europa e ora fischiettano davanti a Fitto superministro. A me sembra che la comunicazione giri attorno al chiedere all'oste com'è il vino dell'osteria rivale, quando sarebbe meglio rivolgere la domanda agli avventori, che negli ultimi 3 anni politicamente sono stati interpellati nelle urne 17 volte e ben 14 volte hanno detto di gradire l'osteria del centrodestra. Auguri quindi, un brindisi alla faccia e alla salute di rancorosi, mediocri e frustrati. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Vigilia di Natale in compagnia di un ciclone nei pressi della Grecia che provoca qualche disturbo su parte delle nostre regioni. Nella prima parte di giornata avremo un ampio soleggiamento al centro-nord, eccezion fatta per qualche addensamento e locali fenomeni sul medio Adriatico, nevosi a quote collinari. Lieve instabilità al sud, specie sulla Puglia e sulla Sicilia settentrionale. Nel pomeriggio poi persistente instabilità sulle regioni centro-meridionali adriatiche e su quelle meridionali tirreniche. Tempo in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto e una buona vigilia da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumache, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale,
non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 44 08 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio.
Una delle più belle voci indipendenti che trasmettiamo qui a Radio Libertà. Lei si chiama Giulia Falcone, italo-francese assolutamente sconosciuta in Italia e anche in Francia. Ha fatto qualche reality, niente di più. Chi aspettiamo a lanciarla? Io la lancio almeno una volta alla settimana, anche perché sul suo canale YouTube e anche sugli store digitali ha fatto tantissime cover splendide e anche alcuni inediti. Brava Giulia Falcone con questo Alleluia ci porta alle 8:38, il buongiorno rinnovato e tanti auguri da Sammy Varin. Buon Natale, buon Santo Stefano. Andremo in onda in replica anche nei prossimi giorni perché chiaramente non ci sono quotidiani per qualche giorno, ma intanto vi leggo l'ANSA perché la notizia di questa mattina è l'associazione terroristica pro Al-Qaeda. C'è stata una operazione in queste ore, 5 le misure cautelari. Il Rosse dei Carabinieri sta dando esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura bolognese. Vedremo di saperne di più. WhatsApp al 340-6709-659, inviate perché subito dopo le 9 inizio nuovamente a leggere e intanto il resto del Carlino. QN Quotidiano Nazionale apre questa mattina con piccole imprese staffetta giovani anziani e intervista il ministro Urso. Legge per le piccole e medie imprese, più facile il ricambio generazionale e l'accesso al credito. Basta finte recensioni web. Manovra ok definitivo il 28 in Senato. Previsti aiuti fino a 5.500 euro per i bimbi nati nel 2025, fino a 7.000 per le famiglie con 2 o più figli. Naturalmente in centropagina la notizia da Roma, schiacciata dall'albero davanti ai figli, e poi inaugurata Piazza Pia, inizia l'anno del giubileo, via al piano sicurezza. Il presidente della CEI, Matteo Maria Zuppi, scrive a pagina 13: il presepe, Dio presente nelle nostre vite. E il consiglio che vi dà Sammy Varin, e se mi ascolterete anche questa domenica a mezzogiorno ve lo ripeterò, è: andiamo a visitare un presepe vivente? Quando è stata l'ultima volta che ne avete visto uno? Fatevi un giro sul sito radiolibertà.net perché c'è un mio articolo e un mio servizio che vi porta in giro per l'Italia proprio a caccia di bellissime atmosfere che ci fanno ritornare bambini con tanti presepi viventi. Siamo in QN a pagina 23, il post alluvione. A chi lo diamo in mano? Alluvione dopo Figliuolo, parla il PD e dice fate De Pascale. Fratelli d'Italia invece no al governatore. Fumata nera ieri a Roma, ma la decisione arriverà entro fine anno. Spunta una nuova ipotesi, ballottaggio tra un militare e un tecnico civile. Il sindaco di destra, il primo cittadino di Brisighella, è sicuro. Non ho dubbi che chi si occupa del Libano lo faccia bene, ma non deve occuparsi anche della Romagna. Basta con gente che non sta qui. E anche qui naturalmente il vostro parere al 340-6709-659. Chi ci mettiamo come commissario post alluvione in Emilia Romagna? Fatemi sapere. Il bello di avere una radio, ragazzi, come minimo che la sfruttiamo anche per questo. Altri quotidiani oggi in edicola e ragazzi, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Dove vado, me lo state votando e allora ci vado. Sul quotidiano La Verità. Incredibile decisione in cardiochirurgia a Trieste, l'unico quotidiano che parla di queste cose. Schillaci intervenga, non è vaccinato, non lo operano, malato di cuore, rischia di morire. Siamo ancora a questo punto? Cioè uno dice, ma questa è una notizia dell'altro anno. No. Pochi giorni fa la lettera al paziente affetto da insufficienza aortica severa, mi sembra di leggere la mia situazione, l'intervento non è stato effettuato poiché lei rifiuta di fare la profilassi contro Covid, influenza, herpes e pneumococco. Adesso la invitiamo a cancellarsi anche dalla lista d'attesa. AUG.
Trump vuole uscire dall'OMS e negli USA solo 2 generi, maschile e femminile. Altro che Tony F, la censura non è uguale per tutti, con chi difende la vita è assoluta. E si parla di Povia, chiaramente. Hanno fatto un polverone perché hanno censurato il rapper cattivo Tony F, ma Povia, che invece è tanto buono, buonino come il lupo dei lupis, e quando censurano lui non ne parla nessuno, perché è Povia, perché è antiabortista, perché aveva cantato Luca era gay, che sinceramente me lo aspettavo io a Sanremo, Povia, magari con una canzone che non parla di niente, ma un attimino leggera, e i bambini fanno oh. Niente, non l'hanno fatto andare, vabbè. Spinta europea e sponda giudiziaria. Sull'Albania comincia il secondo round. Siamo sul quotidiano La Verità. Per riattivare i centri oltremare aggirando gli agguati dei giudici, il governo punta sulla sentenza della Cassazione e sulle corti d'appello. Ancora, sul quotidiano La Verità, le assurde polemiche per l'esultanza dei tifosi della Juve Stabia. Se ti chiami Mussolini è vietato anche fare gol. Mi fermo qua, ma chi ha orecchie per intendere intenda. Non si fanno battute, non si può esultare, no, ti chiami Mussolini. La censura, guarda, sono a pagina 17, non è mai uguale per tutti. Su Tony F indigna, su Povia no. Il trapper ostracizzato è stato difeso perché fa arte, ma chi porta avanti le proprie idee, come la sottoscritta, scrive sulla Verità Silvana De Mari, o il cantautore milanese Povia, si può zittire e boicottare perché non allineato alle pretese che avanzano ampi e gay. E intanto Povia a Sanremo manco l'ombra, ma vedremo e ascolteremo Tony F che ci assicurano sarà una gran bella canzone che rimarremo a bocca aperta. Rimaniamo a bocca aperta anche leggendo la prima pagina del quotidiano Libero. Caduta Gualtieri, parte il giubileo, un morto, 3 feriti. Cronano gli alberi a Roma all'apertura della Porta Santa. Il sindaco PD diceva abbiamo una città più bella e più verde. L'editoriale di Daniele Capezzone si intitola L'inferno della capitale. In centropagina però i piani del nuovo presidente, senza guerre, dalla Groenlandia a Panama, Trump vuole espandere gli Stati Uniti. E ancora al lavoro con l'Europa, centro in Albania, Meloni rilancia pronto il nuovo piano. Via ai trasferimenti dopo l'ok della Cassazione e ora la battaglia giudiziaria si sposta sul ponte. Con l'editoriale di Mario Secchi, il caos francese, l'utopia rossa e il nostro panettone. Naturalmente si parla di un altro governo minestrone in Francia uscito dal pentolone del presidente alchimista Emmanuel Macron. Qui Parlamento. Presidente, onorevoli colleghi, Ministro Giorgetti, oggi in quest'Aula dibattiamo della manovra finanziaria, una legge di bilancio che stanzia 30 miliardi di euro di risorse e di questi 18 miliardi, quindi più della metà delle risorse stanziate, andranno a sostegno dei redditi medio-bassi. Un'impostazione, Presidente, che noi non solo sposiamo, ma totalmente condividiamo, perché in un momento storico come questo è quello che serve al nostro Paese. Presidente, prima però di addentrarmi in quelle che sono le misure principali contenute in questo disegno di legge, mi lasci rispondere per suo tramite al collega Dell'Olio quando parlava del PIL rivisto a ribasso. È vero, l'Istat ha rivisto a ribasso al PIL rispetto alle stime del governo, Presidente, però noi abbiamo un approccio serio quando leggiamo i dati e quindi su questo vorrei ricordare
Presidente, a quest'Aula, che sono due le note su cui mi vorrei soffermare, proprio per l'analisi di questa rivisitazione del PIL a ribasso. La prima, Presidente, è che i dati pubblicati dall'Istat sono al netto delle 4 giornate lavorative che avremo in più quest'anno, e solo queste offriranno 2-3 decimali in più di PIL, e questa è la nota tecnica. Poi, Presidente, c'è anche un'altra nota che vorrei dire a quest'Aula. Vede, l'Italia è al 4° posto dell'export mondiale, un dato incredibile, un dato che ci riempie d'orgoglio, ma un dato anche che è da leggere in tal senso. È ovvio che siamo più esposti alle congiunture internazionali, è ovvio che il primo mercato di sbocco del nostro paese, cioè la Germania, che oscilla l'economia tra la recessione e la stagnazione, è ovvio che i nostri esportatori hanno perso circa 3,1 miliardi di euro di fatturato in termini di esportazione. Ma non solo, Presidente, alle variabili si aggiungono le variabili esogene, che ovviamente sono importanti in quella che è una stima complessiva di come sta e della salute del nostro Paese. È evidente che i conflitti, le guerre, la situazione anche istituzionale in Francia ovviamente dà al nostro Paese quell'incertezza che ovviamente noi non possiamo e non dobbiamo sottovalutare, e quello che ha fatto il governo ovviamente va nella direzione di non sottovalutare tutte queste variabili. Poi, Presidente, aggiungo anche che proprio perché prendiamo con grande serietà la questione della crescita, che è il vero problema del nostro Paese, il governo ha preparato un pacchetto di misure a sostegno delle imprese e dei nostri imprenditori che noi assolutamente condividiamo, come ad esempio l'IRES premiale, che è un taglio dell'aliquota del 20%, quindi di 4 punti per le società che trattengono una quota rilevante di utili che andranno destinate agli investimenti, al welfare aziendale, alle assunzioni. Ma non solo, ci sarà il rifinanziamento di una misura che funziona, cioè la nuova Sabatini di 900 milioni di euro fino al 2029 per fare investimenti in beni strumentali. E poi, Presidente, Industria 5.0, vede, è stata inserita nell'ambito della rivisitazione del PNRR, e noi potenzieremo l'aliquota del credito d'imposta per la quota dei progetti compresi tra 2,5 e 10 milioni, per intenderci la parte dei piani delle piccole e medie imprese, e questo credito d'imposta potrà arrivare fino al 45% nei casi di massimo risparmio energetico. E mi faccio aggiungere, Presidente, che si potrà anche alzare questo credito d'imposta se si acquisteranno dei moduli fotovoltaici ad alta efficienza, che siano però prodotti negli stati dell'Unione Europea, e questo è fondamentale, Presidente, perché si azzererà il divario dei costi con moduli e celle prodotti nei paesi fuori dall'Unione Europea, penso ad esempio alla Cina. Poi, Presidente, per quanto riguarda il fisco, sono 2 pilastri fondamentali di questa manovra di bilancio: il taglio del cuneo fiscale e la riforma delle aliquote IRPEF. E questo, Presidente, mi lasci dire che, come ho detto all'inizio di questo mio intervento, cuba circa 18 miliardi di euro, e la platea dei beneficiari sarà di 17 milioni di italiani. E questo, Presidente, lo dico perché per un anno l'opposizione ci ha propinato nei loro interventi che erano una misura spot, che bisognava renderla strutturale. Bene, noi l'abbiamo resa strutturale quest'anno, questa legge di bilancio, e abbiamo fatto quello che loro non hanno fatto nei tanti e troppi anni che hanno governato questo Paese, perché si sono riempiti la bocca della difesa dei lavoratori e delle fasce basse. Loro l'hanno detto, noi l'abbiamo fatto. E, Presidente, poi ovviamente rimane nell'impianto di questa manovra ovviamente la flat tax fino a 85.000 di fatturato, viene estesa ai dipendenti fino a 35.000, sempre la flat tax. Però vorrei dare anche questo dato molto interessante, perché anche su questo l'opposizione critica fortemente l'operato di questo governo. Dati MEF 2023, sapete quante sono le partite IVA che sono state aperte dalle donne? Il 40% di nuove partite IVA aperte dalle donne, che arriva anche a un 49,1% dei giovani. E quando l'opposizione ci dice che questo è un governo che non fa nulla per le donne e per i giovani, anche qua la narrazione cade inesorabilmente.
E Presidente, poi un passaggio è dirimente anche sul tema della natalità, perché il Ministro Giorgetti lo ammette come primo punto, e noi condividiamo totalmente, dell'agenda di questo esecutivo, perché il calo delle nascite è assolutamente un problema di questo Paese, perché è evidente che poi non si reggeranno il sistema previdenziale e il sistema produttivo. Ecco perché il governo ha preparato un pacchetto importante di misure a sostegno della natalità, come ad esempio il potenziamento dell'assegno unico universale per i figli a carico, e tra l'altro i dati ci dicono che la platea è molto alta, una misura che funziona, l'89% degli aventi diritto ha aderito a questo. Ci sarà un assegno una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, il potenziamento dei congedi parentali, elevando l'indennità dell'80% per tutti i 3 mesi, il rifinanziamento della carta dedicata a te, che serve appunto per dare un potere d'acquisto potenziale stimato di 440 euro alle famiglie, e il finanziamento su questo 500 milioni. E poi la proroga fino al 2027 di una misura che funziona, cioè quella del fondo di garanzia per la prima casa, una garanzia statale dell'80% che è fondamentale, perché anche qui i dati ci dicono che il 50% delle famiglie dice che ha ricevuto un sostegno dai genitori per poter acquistare l'immobile, e addirittura questa percentuale si alza del 70% per i giovani under 35, quindi una misura questa che funziona assolutamente. Poi Presidente, un passaggio fondamentale sul tema della sanità, perché vede anche qua oggi in quest'Aula si sono ripetuti gli interventi contro il governo per la sanità. Però vede Presidente, noi abbiamo un approccio molto pragmatico, sappiamo in questo Paese che la carenza di personale è il vero problema di questo comparto, e questo è figlio di una cattiva programmazione che c'è stato negli anni precedenti. Il governo però ad ottobre ha ovviato a questo, superando il numero chiuso della facoltà di medicina. Questo peraltro andrà a beneficio di 25.000 posti in più. E poi la questione dei tagli. Così la chiariamo una volta per tutte, perché vede Presidente, dai banchi del Movimento 5 Stelle, il Presidente Conte diceva che quando c'era lui al governo aveva portato la spesa sanitaria al 7% del PIL. Bene, è una frazione, è un rapporto. All'epoca la spesa sanitaria era aumentata perché c'era anche l'acquisto dei vaccini, il PIL però era crollato inesorabilmente al 9%. Oggi la situazione è diversa, è evidente che all'epoca, se il denominatore ovviamente diminuisce, il rapporto è più alto. Oggi però in termini assoluti, lo vogliamo dire una volta per tutte, il finanziamento sul Fondo Sanitario Nazionale nel 2020 era 120 miliardi di euro, l'anno prossimo sarà di 140 miliardi di euro. Così la chiariamo in via definitiva, Presidente. E poi, prima di avviarmi alla conclusione, vorrei ricordare anche un'altra misura fortemente voluta dal Ministro Giorgetti che condividiamo, cioè lo stanziamento di 50 milioni di euro per il 25, di 57,8 milioni di euro per il 26, per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali, per il sostegno delle infrastrutture e l'accessibilità agli impianti in Lombardia, Veneto e Trentino, per stare vicino alla parte operativa. Detto questo, Presidente, avviandomi alla conclusione, vorrei fare 2 passaggi che io ritengo veramente fondamentali. Il primo è un approccio pragmatico, perché vedo, ho sentito in quest'Aula tante critiche, alcune costruttive, altre un po' meno, sul fatto che si poteva fare di più. Avete ragione, colleghi, si poteva fare di più. Però io ricordo che questo è il governo che ha fatto 2 manovre di fatto, la prima da 30 miliardi che vi ho appena esposto e la seconda da 40 miliardi di euro l'anno che il governo deve impiegare per ripagare i disastri del super bonus causati dal Movimento 5 Stelle, disastri che sono serviti per andare ad impattare solo per l'1% delle unità immobiliari presenti sul nostro Paese. Quindi veramente per rifare le seconde case dei ricchi, una misura fallimentare. E chiudo, Presidente, con un pensiero che rivolgo al nostro Ministro Matteo Salvini, che oggi è in un'aula di tribunale per un processo ingiusto, per aver fatto da Ministro dell'Interno esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni quello che gli italiani avevano chiesto di fare, cioè bloccare l'immigrazione clandestina. Un pensiero al nostro Ministro Matteo Salvini. Matteo, la Lega è con te, e
chiudo veramente con un grande grazie al ministro Giancarlo Giorgetti per il suo approccio serio, pragmatico, responsabile e per aver, in un momento storico come questo, dove purtroppo i conti del nostro paese richiedevano sacrifici, aver comunque fatto una manovra che ci rende orgogliosi di stare a governo di questo paese. Grazie. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ma che belle meditazioni di Natale, amore universale. Lui è un prete, Don Cosimo Scheina, e questo è un inno alla speranza e alla rinascita da parte del sacerdote italiano più seguito, pensate, dopo il Santo Padre. Amore universale di Don Cosimo Scheina, con il buongiorno rinnovato, buone feste, buon Natale da Sammy Varin, questa è Radio Libertà, e il buon mattino Sammy Varin ve lo dà naturalmente con il vostro messaggino. Il buon mattino e il messaggino al 340-6709-659, ma visto che sono le 9 per chi ci segue in diretta, ma salutiamo ciao ciao con la manona anche quelli che ci ascoltano in replica, perché poi da domani niente quotidiani per qualche giorno, beh, sapete che faccio? Apro le linee telefoniche, dai! Il più veloce entra in onda nazionale sul canale 252, sulla banda DAB, su tutti i social, sulle piattaforme più impensate e ci fa gli auguri, ma soprattutto ci fa la meditazione del Natale. 340-6709-659 per i vostri WhatsApp, mentre per la diretta chiamate 02 92 94 7222. Pronto?
Sì, buongiorno a lei, signor Semmi. Quella, lo conosco questo. Ma lo conosci, non può il neo segretario non augurarvi buone vacanze a tutti voi. Fallo spiritoso questo, buone vacanze addirittura, cioè parto per il mare secondo te. Semmi, fammi finire la frase. Nel senso, buone vacanze, nel senso che tu parti col mare, no, c'è l'elicottero e ti viene a prendere. Sì, elicottero, certo. Certo, no, niente, a parte gli scherzi, io auguro a tutti voi un buon Natale, un buon anno, e se mi permetti voglio rubarti un po' il pallino, cioè nel senso voglio fare un annuncio, un cercare un qualcosa che te le fai sempre nel tuo modo. Ragazzi, domani è Natale, finisce l'anno, a questa bellissima radio che vi dà le notizie che magari poi le sentirete fra una settimana, 2 e dite ma io l'ho già sentita, mi raccomando, i soliti 5 euro. L'anno sta finendo, per me potete fare una bella cosa, 5 euro prima della fine dell'anno e 5 euro l'anno che inizierà, il 2025. La posta è aperta tranne le giornate di festa, però mi raccomando, la radio è molto importante. Tutto qua, Semmi. Non aggiungo altro, una volta tanto non sono io a chiedere soldi, grazie Marco Grimoldi, neo segretario, ricorda come si chiama il tuo importantissimo paese e sede anche, potremmo metterci un neoparlante, non c'è più, l'abbiamo perduto, vabbè, e comunque grazie al Grimoldi che è quello, tra parentesi, che ha inventato i gadget che abbiamo distribuito a Pontida quest'estate, il portachiavi in legnetto bruciacchiato con l'effigie di Sammy Varin, ancora c'è gente che me lo chiede, ne abbiamo fatte poche decine, sono volati via, il portachiavi in legnetto bruciacchiato di Radio Libertà, e ancora signori gli orologi con scritto Radio Libertà, molti di voi ce l'hanno in taverna e ancora me lo chiedono, era una tiratura limitata, ma li rifacciamo, promesso, grazie naturalmente al Marco Grimoldi e a tutti coloro che ci danno una mano per i gazebo che facciamo, soprattutto chiaramente nella grande Pontida annuale. Dai, in onda, in diretta, 0292947222, dite la vostra, chiedete un aiuto per Radio Libertà da parte mia, così non lo dico io che sembra che chiedo sempre soldi. Pronto? Pronto, Semmi, Aldo da Bergamo. Ciao. Si sente dalla cadenza, no? Che sono pochino. Che sono cecchine appena, ecco. Allora, innanzitutto auguri naturalmente di buon Natale e buon fine anno. Auguri. E poi ricordiamo sempre la nostra identità e la nostra cultura, che non è vero che noi leghisti siamo razzisti. Io rispetto tutti, però pretendo il rispetto degli altri, perché se tu vieni qua a casa mia a impormi la tua idea, allora non andiamo più d'accordo. E questo non vuol dire essere razzisti, vuol dire essere giusti, perché mio padre mi ha sempre detto che se vuoi essere rispettato devi tu prima rispettare gli altri, però non coi piedi in testa, una cosa. E l'altra che volevo dirti, la mia domanda da ignorante, ma se i vaccini non erano obbligatori, perché non mi sembra che erano obbligatori, perché devo pagare una multa se una cosa non è obbligatoria? Domanda, Ciao Sammy, buone feste. Un abbraccio, buone feste, buon Natale, buon riposo per chi riuscirà a staccare, e per noi che lo facciamo come mestiere sarà difficilissimo riuscire a staccare veramente, cioè anche nel cenone, nel pranzone di Natale sarò lì come uno scemo a guardare il telegiornale e non riesco a staccarmi. 0292947222, avete capito bene, qui potete dire ciò che pensate, qualunque sia il vostro pensiero. Pronto? Ciao Sammy. Quella. Sono Massimo da Carcare. Ciao. Però prima degli auguri, Sammy, 2 parole o giusto una piccola considerazione sulla sentenza recente che c'è stata a favore del nostro capitano. 2 parole sul PM che ha accusato Matteo portandolo a processo. O non sa interpretare la norma giuridica che l'ha portato alla sua accusa, perché come gli ha fatto notare l'ottimo avvocato Buongiorno, open arms era libero di andare dove voleva, e accusare di sequestro vuol dire accusare di privare della libertà, che open arms invece aveva.
o questo PM non ha saputo interpretare la norma giuridica, ma allora è incompetente, oppure scientemente ha fatto una forzatura, accusando ingiustamente, e un giudice che accusa giustamente è il massimo della disonestà, se l'ha fatto scientemente. E l'aspetto più grave è la diffamazione, perché questo giudice, questo PM, ha diffamato il cittadino Matteo Salvini, il ministro, il governo, ha diffamato il nostro paese e l'opinione pubblica che ha votato Matteo Salvini con il mandato di tutelare i confini, di tutelare la cittadinanza, e minando la credibilità del paese e le istituzioni, tra cui la magistratura che egli, questo PM, indegnamente rappresenta. Mi auguro una controdenuncia per diffamazione, nella quale si faccia un processo dove il PM diventa imputato di diffamazione nei confronti del ministro e del paese. Quello che avevo da dire l'ho detto, Sammy. Adesso gli auguri. Gli auguri a te, a tutto lo staff della radio e a tutto il personale della radio, appunto, e tutti i militanti dalla base fino ai vertici. Ed infine gli auguri alle voci della radio, ultimo baluardo di libertà e di libero arbitrio. Dalla signora Lisetta, Marco da Mantova, Mauro da Reggio, Gianni da Genova, solo per citarne alcuni. Grazie. Un caro saluto a tutti e buon Natale, Sammy. Grazie a questo ascoltatore, e approfitto naturalmente anch'io per fare i ringraziamenti a tutti coloro che danno una mano. Abbiamo nominato prima chi si inventa i gadget da distribuire agli eventi, ma ci sono i nostri registi, Francesco che si sveglia ogni mattina presto per farmi da regia alle 7:30, quello del pomeriggio, ce ne sono altri che girano ancora, ci sono i tecnici, chi si occupa anche della situazione elettronica, i computer, ormai lo sapete, le onde elettromagnetiche sì ci sono, ma siamo schiavi dei siti internet, delle piattaforme, e quelle sono robe di cui si occupano esclusivamente alcuni. Se si rompe qualcosa non è più come un tempo che il mixer, ma andavi a vedere, c'è da staccare un filo che fa contatto, no, devi chiamare l'assistenza. Terribile, ragazzi, in questo rimpiango veramente le radio anni 70-80, c'era il registratore a bobina e mal che andava, ragazzi, si rompeva il nastro, si girava il nastro, sentivi tutto al contrario, fermavi, lo toglievi e tutto rifunzionava di nuovo. Santa polenta. Grazie a tutti coloro che danno una mano a questa meravigliosa radio che fa controinformazione. Abbiamo anche un sito internet, radiolibertà.net, c'è Beppe Braga che se ne occupa, ma naturalmente c'è una schiera di persone anche politicamente che fanno il tifo per questa controinformazione, che siate leghisti celoduristi, che siate di centrodestra, che siate semplicemente appassionati di, speriamo, buona politica. Grazie prima di tutto perché avete scelto il nostro canale 0292947222, anche perché noi siamo gli unici che vi facciamo parlare senza filtri né censura. Se inviate un WhatsApp al 340 6709 659 io ve lo leggo, se non faccio in tempo a leggerlo adesso sono in diretta ancora dalle 11 a mezzogiorno e lì farò il pieno. Pronto? Uela. Oh, non credevo di essere il primo, cavoli. Ciao Sammy. Ciao Marco da Milano. Ciao Marco da Milano. Oh, è un po' di tempo che non ci sentiamo direttamente per telefono. Mi fa piacere. Comunque, appunto, volevo fare prima di farti gli auguri una piccola puntualizzazione. Cioè, guarda che a me la Meloni non dispiace molto, possiamo non essere d'accordo su tutta la linea, ma cioè non confonderla con la Schlein. Quindi è la Schlein che fa la Befana, non la Meloni. Che okay? Secondo me piace anche la Schlein, fisicamente secondo me sì, ma non avrà il viso con i lineamenti come la Meloni, però fisicamente secondo me attrae, o forse è simpatica, e quindi, ma chiaramente insomma l'aspetto fisico è assolutamente secondario, e se una persona è poi anche in gamba, vedi la Meloni, la Schlein magari un po' meno, ma va da gusti ancora meglio. Dici Marco, dici.
Vabbè, dico, credo che avrai visto anche tu qualche anno fa quando girava quel fotomontaggio dove aveva la Schlein aveva il viso di Pippo Franco, no? Ma ne girano ancora adesso, ragazzi, cattivissimi. Niente, dai, volevo fare gli auguri a te, alla tua famiglia e a tutti gli amici che come me vengono accompagnati alla mattina al lavoro da questa favolosa e insostituibile radio. Grazie. Radio che secondo me non fa controinformazione, ma fa informazione vera. Questo è quello che bisognerebbe appunto adottare come ottica di slogan. Grazie. Ok? Un santo Natale a tutti. Grazie, Ciao, un Sammy. santo Natale a tutti voi e grazie soprattutto per la squadra di ascoltatori editorialisti che abbiamo. Ci sono quelli che intervengono più spesso, quelli ogni tanto, quelli quasi mai. Beh, vi chiamo a raccolta, ragazzi. Adesso potete entrare per farci gli auguri o semplicemente per dire ciao Sammy, ci sono anche io, non ho mai chiamato, eccomi. Chiamate 0292 94 7222. Nessuno vi chiede il numero di telefono, ti richiamo. No, entrate in onda subito, immediatamente. C'è una coda di attesa di qualche minuto perché magari c'è qualcuno prima di voi restate in linea e prima o poi arrivate. Pronto? Buongiorno. L'abbiamo perso ed eccone un altro. Ciao. Pronto? Eccoci. Pronto? Eccoci, Si ciao. può parlare? Si può parlare? Si può. Bene, dal Veneto. Un suggerimento sull'abbinamento delle informazioni, tanto Vai. per parlare di autonomia. Il caso che è successo ieri a Roma, ovvero la morte di quella povera signora sotto l'albero, dimostra la validità dell'autonomia. Perché? Perché qui nel Veneto, per esempio, i nostri parchi, i nostri alberi sono individualmente catalogati, verificati costantemente dagli enti locali e nel caso siano trovati malati vengono abbattuti. Il caro Gualtieri e il suo Pidiota impari dalla gestione amministrativa dei Veneti. Grazie. Beh, a Roma i guai sono infiniti e con gli alberi, le radici, avete visto quanti motociclisti sono morti con i rigonfiamenti dell'asfalto. Chiamate 0292947222. Intanto, a proposito, c'è la bruttissima notizia da Catanzaro: auto finisce fuori strada e prende fuoco. Sono morte 2 ragazze a Catanzaro. E poi l'operazione di cui vi dicevo, terrorismo islamico, 5 arresti, sostenevano Al-Qaeda e l'ISIS in Italia. Indagini della Procura di Bologna e dei Carabinieri, i 5 residenti in Italia accusati di appartenere a un'associazione che sosteneva gli estremisti proprio nel giorno dell'apertura della Porta Santa. Pronto? Pronto? Quella. Oh, salve Sammy. Ciao. Complimenti, auguri di buon Natale a te, a tutta la famiglia, a tutti gli ascoltatori di questa splendida radio. Grazie. Auguro a loro un anno prossimo di felicità. Ieri facevo zapping e vedevo un sondaggio, una rete che non ricordo neanche, che la Lega è in grande ripresa. È un bel Natale per noi perché il capitano Salvini è stato assolto con formula piena, come ha detto la Bongiorno, senza se, senza ma e senza però. Quindi io penso che l'anno prossimo sarà l'anno in cui la Lega risalirà, ritornerà in doppia cifra. Soprattutto Salvini è stato azzoppato e ammazzato, diciamo, da un punto di vista politico, da una bella congiura di palazzo fatta dal massone Renzi, dai griglioti e i pidioti. Questo è stato, se non ci fosse stato quella mandata a processo e soprattutto l'anno dopo il Covid, oggi la Lega sarebbe veramente in piena salute, ma ci riprenderemo, sarà un anno veramente di grandi soddisfazioni, vedrai. Grazie. Tutto qui, soprattutto l'anno prossimo, l'anno giubilare, io non credo alla Chiesa Cattolica, non credo a queste cose qui, sono credente ma in maniera mia.
porti un po' più di saggezza nelle altre sfere vaticane e un po' meno pro Casarini, pro sinistra e pro comunismo. Ciao caro. Grazie caro, tanti auguri. Sì, non sei l'unico, sono in molti, mi state anche scrivendo. Ambrogio scrive: mi immagino già un anno di rottura di coglioni, perché un giorno sì e l'altro pure si parlerà del giubileo. Sì, cattolici sì, ma come vogliamo noi, e soprattutto sapendo che un certo Papa sostiene chi ci vuole far invadere dai clandestini, Casarini, ti passa anche la voglia, cioè siamo cattolici ma come vogliamo noi. E attenzione, perché poi dall'altra parte ci sono gli islamici che invece sono molto bravi, sì, e fanno una squadra bella potente e l'Islam ce lo impongono, visto che noi siamo debolucci. Salvini è stato un ottimo ministro dell'interno, adesso sta facendo molto bene ai trasporti, in ballo c'è il ponte sullo stretto, io preferirei rimanesse ai trasporti a dar compimento agli impegni presi, mi sembra più serio. Buonissimo Natale da Laura di Verona, la Lega prenderà più voti a prescindere, da Salvini al Viminale o no? Scrive Angelo da Venezia. Dani ci scrive: ciao Sammy, la sorte non lo porterà mai al Ministero dell'Interno perché farebbe troppo paura a tutti, gli darebbe modo di guadagnare troppi voti. Piantedosi cosa sta facendo? Si muove sulle uova per non dare fastidio. È vero, cerca, perché mica perché poi gli dicano che lavora troppo, no, si scherza, of course. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, Sammy? Voilà. Ciao. Ciao. Buon Natale a tutti, buone feste. Buon Natale. No, volevo dire, ma al signor patronaggio cosa faranno? Si daranno un premio? Cioè, no? Daranno l'abbassamento di carriera, non lo so io. Il CSM, l'associazione magistrati, cosa faranno adesso? Grazie caro, auguroni, un bel regalo di Natale sentire l'articolo del Corriere, il manifesto dei rosicatori nazionali, scrive Marco. E sì, oggi sul Corriere si ricorda la voglia della Lega di essere ministro dell'interno, e non solo di Matteo Salvini, c'è arrivato anche un certo Maroni. Un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno Sammy, ciao. Ieri Ciao. ho fatto gli auguri a te, oggi li voglio fare mi permetto, ma al mio grandissimo presidente Trump, Donald J. Trump, per quello che ha detto in questi giorni, che sta facendo in questi giorni e per quello che andrà a fare sicuramente da qui ai prossimi mesi. Allora, il presidente Trump è la persona che sconvolgerà e sta sconvolgendo questo sistema a partire dalla magistratura, a partire dall'OMS, a partire da questa cloaca di Unione Europea. Andrà a sconvolgere lui venendo da ovest e Vladimir venendo da est, sconvolgeranno questa situazione stagnante, puzzolente, fatta di pedopluto-satanisti che hanno spopolato in questi anni, a partire dalla cultura woke, da tantissime cose. Quindi tantissimi auguri Presidente Donald J. Trump, il mio Presidente, alla faccia di chi non lo è il mio Presidente. Grazie e tanti auguri. Grazie. Ciao. Grazie cara, tanti auguri. Pedopluto-satanisti. È chiaro che oggi Trump è su tutti i giornali perché ha detto che esiste solo il sesso maschile, quello femminile. Chiamate, dai, c'è la coda lunghissima di ascolti, ma voi restate sempre in linea, Ci sono 10-15 chiamate tutte in attesa. Voi restate lì che io ne mando una via l'altra. Pronto? Ecco, questo si è stufato. Un'altra, pronto? Pronto? Ciao. Mi senti? Ti sento. Sì. Pronto? Vai. Mi senti, Sammy? Certo. Buongiorno, sono Gino, quello con il cuore lasciato in Friuli. Allora, intanto ti saluto, Mandi, e poi ti dico che il nostro capitano, di cui sono veramente orgoglioso e contento per la soluzione che ha avuto, veramente sono felicissimo per questo, e anche per la Lega che
si riprenderà fortemente. Poi 2 parole sul Vaticano, che sta lavorando, stanno cercando di ricostruire quella vecchia DC, hanno rispolverato Prodi, ora Renzi, Ruffini, il fratello di Ruffini, tutta questa gente qui stanno cercando di ostacolare il centrodestra mettendoci anche Forza Italia, attenzione, cercando di rifare questa grande DC da opporsi al centrodestra. Non ce la faranno perché siamo forti. Ciao Sammy, auguri a tutti, buon Natale e buone feste. Grazie, buon Natale, buone feste e attenzione che i nostri ascoltatori ci azzeccano, sono quasi meglio della nostra astrologa. A proposito, 11:45 questa mattina e prima avremo i bacchettoni, quelli di informazionecattolica.it alle 11:30, 11:45 la nostra astrologa con le previsioni per l'anno prossimo. Un'altra telefonata, pronto? Sono io? Sei tu, ciao. Ciao Sammy, io voglio fare gli auguri a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Padania di buon Natale. Grazie. E Rosiconi un buon Malux. Ciao Sammy. Un abbraccio a tutti voi, leghisti storici come il sottoscritto Sammy Varin, tessera RIA del 1987, ma anche non leghisti, semplicemente curiosi di Radio Libertà, curiosi e della, speriamo, buona politica che cerchiamo di intravedere in questo emisfero quotidiano sui giornali. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Uela! Sono io? Ciao. Pronto? Sei tu? Pronto? Ciao Sammy. Ciao. Sono Giulia dalla provincia di Como. Oi. Io volevo prendere l'occasione per rispondere ieri a un ascoltatore meridionale che ci ha definiti senza sentimenti e senza cuore. Che memoria che allora, hai, Ecco, e allora purtroppo poi si è chiusa la trasmissione, non ho potuto telefonare, ci ho telefonato, non ho avuto modo di parlarvi. Allora io vorrei dire a questo signore che noi cuore e sentimenti li abbiamo per la nostra gente, anziani che hanno riscattato le case popolari e si trovano in una situazione tremenda di paura, di una vita invivibile, grazie appunto a tutta questa gente che arriva dove noi gli dobbiamo dare i sentimenti e il cuore. A un certo punto non possiamo dare i sentimenti e il cuore a tutti i poveracci del mondo, che poi ci odiano e ci troviamo nelle situazioni in cui ci troviamo. È ora di finirla. Per primo il nostro Presidente della Repubblica, che anziché almeno stare zitto, visto che lui vive alla grande, beato lui, dovrebbe a un certo punto rendersi conto di come è ridotto il Paese. Lui, i magistrati e questa gente che a un certo punto pensa solo di portare, di avere sentimenti e cuore, ma solo per questa gente. Noi siamo carne da macello, noi che abbiamo lavorato una vita, non ci ha mai regalato niente nessuno, abbiamo sudato, no? E ci troviamo in una situazione invivibile grazie al cuore e ai sentimenti di questa gente che ha solo il tornaconto, non ha sentimenti né cuore, ma solo un tornaconto, soprattutto al sud, perché questa è la realtà. Grazie Sammy, buona giornata. Grazie, buona giornata, buon Natale. L'editoriale è fatto, capisci? Non è scritto, ma è parlato. C'è un WhatsApp prima della telefonata. Sentiamo il WhatsApp. Vai. Walter. Ciao Walter. Primis, auguri a te, alla famiglia, a tutta la famiglia di Radio Libertà. La seconda è, ma se Salvini non fosse mai nato, quanti quintali, tonnellate, che ne so io, di inchiostro si sarebbero risparmiati. Quindi Salvini è la causa dell'inquinamento. Ecco, volevo segnalarlo a tutte le organizzazioni allegrettine, quella roba lì. Ecco, questo è il problema, che c'è Salvini e che scrivono inchiostro, mamma mia. Grazie caro. Non sapevano cosa scrivere, quindi gli abbiamo dato anche una mano ai giornalai, non è un vezzeggiativo. E poi è chiaro, non soltanto Salvini, prima di lui anche Maroni, persona ancora più seria rispetto a Salvini, ma anche altri leghisti, mi viene in mente Buonanno, Borghezio, ragazzi, abbiamo un pensiero per questi grandissimi. Buonanno non c'è più, Borghezio c'è ancora, sempre incazzoso. È chiaro ragazzi, e quando ti imponi con delle idee, le devi dire in maniera anche ruvida. Adesso abbiamo un certo generale che si chiama Vannacci e che secondo me
può essere un veicolo di trasmissione diverso ma potente. È chiaro, dobbiamo tenercelo, questo Vannacci non deve scappare via. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Marco. Allora, un accenno alla signora purtroppo uccisa da un albero che è caduto a Roma. Allora, è vero che in certe località del centro-sud o anche della Toscana o dell'Emilia c'è del malaffare che sposta soldi che dovrebbero andare alla manutenzione del verde e dei territori ad altre funzioni. Però noi dobbiamo anche ricordarci che noi abbiamo l'Europa, che ci impone appunto con il PNRR di investire in su determinate strade piuttosto che altre. L'Europa è nata per distruggere gli stati nazionali, per distruggere i popoli che abitano gli stati nazionali e creare un'entità completamente diversa, ok? Noi siamo costretti a rimanere in Europa perché abbiamo il direttore, quello che sta sul colle, che vuole così, perché anni fa è stato fatto un trattato nel quale, grazie al centro-sinistra, l'Italia ha deciso di mettere la testa nel cappio europeo. Io personalmente, poi chiudo, mi auguro che questa Europa imploda, perché sia la Germania a farla implodere, perché se esce la Germania in qualche modo ce la salviamo. Noi non possiamo uscire dall'Europa perché ci ucciderebbero dal punto di vista finanziario. Però la speranza che nel 2025 l'Europa imploda e ritorniamo ad essere padroni dei nostri soldi, della nostra terra, sebbene con tanti problemi che abbiamo, però l'Italia ce l'ha sempre cavata e io sono convinto che ce la potremo rifare ancora. Buon Natale e buon anno a tutti. Ciao Sam. Grazie, buon Natale, buon anno e grazie soprattutto per il vostro apporto, Marco, ma tantissimi ascoltatori che ci scrivono, c'ho qui tantissimi WhatsApp da leggere, alle 11 ve li leggo, grazie perché ci date la forza di andare avanti anche con il vostro contributo, i famosi 5 euro, grazie a chi in questi giorni si sta dando da fare per aiutare Radio Libertà, andando sul sito radiolibertà.net, cliccando sostienici o uscendo di casa, andando in posta, oggi sono ancora aperte, prendendo il modulo bianco e scrivendoci il conto corrente postale 3767 1294 intestato a Radio Libertà Milano e ci mettete la cifra, fossero anche 5 euro per aiutare la nostra redazione. Da Sammy Varin per il momento è tutto, ma tranquilli, ritorno alle 11, sono ancora da voi.